stata dura come mi aspettavo, nel senso che comunque poi le ultime partite di campionato, quando poi i punti pesano ancora di più, non è sempre semplice fare anche la prestazione. Diciamo che oggi da questo punto di vista non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, però abbiamo dimostrato maturità, per cui l'importante era vincere, abbiamo chiuso, diciamo, questo risultato, ritengo meritatamente, questa vittoria la portiamo a casa e quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi che stanno correndo veramente tanto in questo campionato. Spingeremo fino alla fine nel tentativo di, come dire, di ostacolare questi avversari del Montelepre che stanno facendo anche loro un grandissimo campionato e niente, vedremo alla fine chi avrà più punti. Dico sempre ai miei ragazzi, non dobbiamo avere rimpianti e devo dire che questa fine di campionato mi stanno, come dire, dando delle grosse prestazioni. Ripeto, non sempre si può avere qualità, non sempre si può avere, diciamo, il controllo della partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra perché lo Sport Palermo, gli elementi che compongono questa squadra li conosco, molti li ho allenati, era una squadra che doveva fare un altro tipo di campionato, si sta ritrovando alla fine, a salvarsi alla fine, ma sicuramente in termini proprio di qualità di uomini è una squadra che vale sicuramente, diciamo, le parti alte della classifica. Andrade è il solito problema poi alla caviglia, che si porta avanti ormai da mesi. Cagnina non lo so, è stato un po' influenzato in settimana, poi mi ha chiesto il cambio, però dico niente di grave sicuramente. Sono tutte finali, quindi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo come dire, di portarci il bottino pieno. Non sarà semplice perché anche lì affrontiamo una squadra molto forte, però intanto godiamoci questo fine settimana, questa vittoria, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita.